Sul semaforo del contagio si accende il giallo per il Veneto con altre 8 regioni e 2 province autonome di Trento e Bolzano. Quello che per molte realtà chiuse o parzialmente aperte sembrava un miraggio, aprire già ad aprile, diventa dunque realtà e martedì 26 diventa la data simbolo. La svolta è dettata dai dati che vedono in queste regioni l'indice R con T sotto ad 1, ma niente fuochi d'artificio, il coprifuoco alle 22 è confermato. Riaperture sì, ma condizionate perché il Covid c'è, pertanto bar e ristoranti potranno tornare a servire i tavoli, ma solo se godono del plateatico e nel rispetto di tutta una serie di misure anti-Covid. Noi sono mesi e mesi che abbiamo distanziamento fra i tavoli, separé per i tavoli, usiamo i menu usa e getta, perciò quelli plastificati che possiamo. Adesso passeremo a quello digitale, va bene, passeremo a quello digitale. Ma il problema è un altro, noi abbiamo un grossissimo problema, il problema di riaprire e lavorare in serenità. Una serenità che palestre e piscine dovranno ancora aspettare ad avere. Se sono consentite le attività sportive all'aperto, per tutto il resto dovranno attendere metà maggio per riaprire, misure anti-Covid adottate o meno. I famosi 7 metri quadri a persona non ci spaventano, è un limite che già abbiamo gestito nel precedente periodo restrittivo ed è un numero che ci permette di gestire il distanziamento in tutti gli ambienti. La stagione invernale ormai è persa e quest'anno, anche per noi sportivi, è un anno da dimenticare. Restiamo speranzosi di recuperare nella stagione estiva, anche e soprattutto con le piscine scoperte in cui le attività si svolgono all'aperto. Senza dubbio sarebbe stato possibile aprire in sicurezza, dal momento che gli spazi sono adeguati, vuoi nella sala pesi, vuoi nella sala lotta, vuoi anche all'interno degli spogliatoi. Noi personalmente non consentiamo di fare doccia all'interno degli spazi e chiediamo agli atleti che mettano le proprie capi d'abbigliamento all'interno della borsa durante il periodo di allenamento. Quindi la sicurezza è ampiamente dimostrata.